tornando a noi, questo progetto è stato portato più volte in commissione e noi abbiamo avuto modo di esprimerci. La soluzione che questa sera ci proponete è una soluzione, diciamo, di compromesso che lascia una porta aperta per il futuro. Quindi è una non definizione, anche se nelle linee di massima è definito, però la definizione architettonica non viene sostanzialmente definita. Allora, Assessore, devo dire che apprezzando quindi questo sforzo di arrivare a una soluzione, anche perché giustamente non si può tenere in fondatrice un progetto, un piano attuativo a vita, mi pare che la norma inserita cerchi di cercare una strada di soluzione. Però in quella strada non c'è più la Commissione, non c'è più il Consiglio. Allora io le voglio chiedere in fase di replica, se è possibile, almeno un impegno, dopo che avete esaminato la cosa, di ritornare in Commissione, almeno per relazionarci. Potrebbe essere, se questo non vi comporta un problema particolare. Perché? Perché non ce ne voglia nessuno, riteniamo quell'intervento un intervento strategico per la città di Pordenone, e se c'è stata tutta questa attenzione della Commissione e del Consiglio, nasce dal fatto che riteniamo che luoghi particolari anche come questi non ce ne siano molti. Una piccola osservazione: mi è sembrato di capire che l'intervento si immagini un domani dei negozi nell'ex bagni pubblici, di fare dei negozi. Io spero che la proprietà esamini la possibilità magari di fare un locale. La città, e anche sul suggerimento, così intervengo anche a nome del consigliere Cabigo che è qui vicino, la città ha bisogno anche di locali particolari. Quello è un luogo particolare, ha dei giardini davanti, potrebbe essere effettivamente al di là di un negozio, un locale pubblico, una birreria, come inizialmente era stato pensato di fare, un ristorantino, prego? No, insomma, ma potrebbe essere sicuramente un qualcosa di particolare. Però questo è solo un invito che possiamo fare alla proprietà, perché i locali particolari di questa città non è che ce ne siano, e quello è un luogo un po' particolare. Per quanto riguarda un'ultima osservazione, che ormai è già definita, perché l'approvazione del piano questa sera si definisce l'altezza. Effettivamente, discutendo neanche con gli altri colleghi, non è tanto un problema di altezza, lo vorrei dire per ribadirlo anche al professionista che è qui presente, e non so la verità, anche se non mi ascolta, ma poi glielo dite voi. Il problema è questo: non ci poniamo, lui ha sicuramente le capacità, perché è un valente architetto, si può trovare la strada per soddisfare, ma l'esigenza che ci ponevamo era un problema proprio di visibilità, non era tanto aumentare un piano in più, ma era quella di liberare un piano terra, di creare quella visibilità verso i bagni pubblici, per il pedone, per chi cammina lungo Viale Martelli, per chi viene. Questo era il problema che ci eravamo posti noi, non tanto, anche se avevamo fatto tante proposte. Allora, concludendo, io ritengo, così facciamo anche la dichiarazione di voto, andiamo allora, io ritengo che da parte del gruppo di Forza Italia, dopo visto e anche apprezzato che il vostro intervento, ci possa essere un voto di astensione in attesa di vedere una soluzione, ma un voto di astensione anche questa sera, sperando che lei accolga il nostro invito a riportare il progetto architettonico definitivo che voi avrete esaminato in commissione, almeno per rendere possibili i voti su di questo. Quindi ribadisco, voto di astensione e in attesa di vedere anche il progetto architettonico. Grazie. Grazie.